capocannoniere del campionato, si è presentato a Attenzione, il vantaggio del Sassuolo al primo minuto con Quadrini, dunque Sassuolo 1, Empoli 0. A te la linea. Dunque, partite già cominciate, andiamo davvero ai dati essenziali. Modena, proprio Sassuolo-Empoli, Brughini. D'accordo, a Modena si gioca dunque da 2 minuti, il risultato è già cambiato, adesso il Sassuolo conduce sull'Empoli per 1-0, ha segnato Daniele Quadrini. Allora vi raccontiamo subito il gol del trequartista emiliano. C'è stata un'azione in velocità che è partita sulla corsia di sinistra, in pratica è il primo affondo della formazione allenata da Gregucci, passaggio all'indietro per Quadrini che di prima intenzione da 20 metri ha scaricato un tiro rasoterra che si è infilato alla sinistra del portiere Alberto Pelagotti. Dunque Sassuolo 1, Empoli 0, rapidamente le formazioni. Il Sassuolo in campo con Pomini in porta, Rea, Rossini, Piccioni e Bocchetti in difesa, Cinelli, Magnanelli e De Falco in mezzo, Quadrini appunto è il trequartista, Martinetti e Catellani sono i 2 attaccanti. Così invece l'Empoli guidato da Alfredo Aglietti, Pelagotti tra i pali, Vinci, Marzoratti, Stovini e Gorzegno in difesa, Moro, Valdifiori e Soriano in mezzo. In attacco giocano Lazzari, Michelise e Forestieri. Dirige Silvio Baratta di Salerno, 17° gettone stagionale in B. Corsini. A Modena si gioca da 8 minuti e dunque la situazione è cambiata, il Sassuolo in vantaggio sull'Empoli per 1-0, avvio dunque convincente del Sassuolo in gol, in pratica al primo giro di lancette con Quadrini, terzo gol in campionato per Daniele Quadrini. Empoli naturalmente stordito, Empoli che comunque ancora crede nei playoff. Adesso la formazione allenata da Alfredo Aglietti ci prova soprattutto con Valdifiori e Moro, ma trova notevoli difficoltà negli ultimi 30 metri. Empoli ancora in possesso di palla, sempre con il solito numero 5 Moro che cerca di servire sulla tre quarti. Lazzari però è prontissima la difesa del Sassuolo e allontana il pallone. Siamo adesso al 9° minuto, Sassuolo 1, Empoli 0, Portogruaro. A Modena si gioca da 14 minuti, Sassuolo 1, Empoli 0. L'Empoli prova a reagire, tiene palla la squadra toscana ma fatica davvero tantissimo a trovare il corridoio giusto. Poco più di 2000 gli spettatori presenti oggi qui a Modena allo stadio Alberto Braia, dunque il solito poco pubblico, ma è importantissima la posta in palio per le due squadre, soprattutto per la formazione di casa. Attenzione Brughini, a Bergamo partita momentaneamente sospesa per la pioggia torrenziale. A tra poco per i particolari. D'accordo Raffa, solo per seguire questo attacco che sfuma del Sassuolo e per ribadire la situazione, 16° minuto, Sassuolo 1, Empoli 0, andiamo a Portogruaro. La mezz'ora superata da 1 minuto, Sassuolo 1, Empoli 0. La partita non è granché, si gioca a sprazzi e scarseggiano davvero le occasioni da rete. Qualche minuto fa ci ha provato l'Empoli con Michelise dalla distanza, pallone bloccato molto bene con sicurezza da Alberto Pomini. Adesso ancora la formazione toscana, ancora con Michelise in possesso di palla, siamo sulla corsia di sinistra, attenzione a questo affondo dell'Empoli, il tentativo del cross però è marcato molto bene da 2 avversari, Soriano, e quindi il Sassuolo in qualche modo riesce a riconquistare il pallone. Adesso siamo giunti al 32° minuto, Sassuolo 1, Empoli 0. Andiamo da Ugo Russo. Intanto, scusa Russo, Modena si gioca da 42 minuti, Sassuolo 1, Empoli 0. Ha segnato Quadrini al primo minuto. Una gara sempre povera di emozioni, combattuta ma davvero con rarissimi spunti offensivi. L'Empoli tiene di più il pallone ma non sfonda, ci prova soprattutto con Forestieri e Michelise, la formazione allenata da Alfredo Aglietti, ma lì davanti, come già sottolineato più volte, trova davvero tantissime difficoltà. Adesso il gioco è fermo, si riprende con un rinvio del portiere, siamo giunti al 43° minuto, Sassuolo 1, Empoli 0, Portogruaro. Modena. A Modena siamo davvero agli sgoccioli perché il cronometro segna 50 minuti nel corso del secondo tempo, Sassuolo 1, Empoli 0. Erano 4 infatti i minuti di recupero, ma c'è stato poi un infortunio di un giocatore del Sassuolo e quindi si giocherà ancora per alcuni secondi. Attendo naturalmente Corsini. Vai fino al termine. D'accordo, e proprio in questo istante eccolo qua il triplice fischio finale del direttore di gara. Dunque a Modena Sassuolo batte Empoli 1-0. A te la linea.